Buonasera, bentrovati a Primus Inter Pares, appuntamento del mercoledì, gruppo TV7, come di consueto vi ricordo siamo in diretta sulla pagina Facebook. Questa sera la puntata si dividerà in due parti, nella prima parleremo di rete eventi, delle organizzazioni che la provincia ha fatto in collaborazione con la regione e con la Fondazione della Cassa di Risparmio, nella seconda vi faremo vedere qualcosa di straordinario che non dovete perdere nella prima ma nemmeno nella seconda parte, perché siamo entrati nel museo degli insetti e lì abbiamo scoperto qualcosa di incredibile, di straordinario da farvi vedere. Ovviamente qualcuno dice prenderemo paura di insetti, serpenti, tant'altro, non sarà così, però poi andremo nel dettaglio, quindi riuscirete a capire che sarà davvero un viaggio molto affascinante. Nella prima parte parleremo di rete eventi, ho gli ospiti, li presento e quindi saluto, inizio alla mia sinistra con Enrico Torin, consigliere provinciale della cultura, grazie di essere con noi. Grazie a voi. Saluto, la presento in maniera informale ma formale perché è anche un'amica, Gabriella Furlan-Mavecci, direttrice di Padova Danza, grazie di essere con noi. Saluto Luca Dal Sas, direttore artistico Novart, grazie a voi. E saluto Gianfranco Fortin del Teatro Veneto Città d'Este. Grazie a tutti voi fate parte di Rete Eventi. Allora, inizio proprio da Torin. Cos'è questa Rete Eventi? Abbiamo già fatta, però la ricordiamo ovviamente ai nostri telespettatori. Sì, Rete Eventi è la più importante rassegna artistica della provincia di Padova, è fatta in collaborazione, come ricordava lei, con la Regione del Veneto e con l'indispensabile Fondazione Cariparo. È una rassegna teatrale che si svolge quest'anno alla sua 11ª edizione, si è svolta in 65 comuni, divisi in 19 reti territoriali che hanno visto ben 360 eventi appunto distribuiti in quasi tutti i comuni della provincia di Padova. È una manifestazione che va sostanzialmente abbraccia tutta l'estate, ma raggiunge anche l'autunno e finisce a fine ottobre, e si divide in spettacoli di ogni tipo, quindi artistici, culturali, teatro, danza, rappresentazioni teatrali che si sviluppano nelle comunità della provincia di Padova, cioè nei comuni dove ci sono i cittadini della provincia di Padova che possono quest'anno a maggior ragione usufruire della cultura che viene fatta attraverso le associazioni e le compagnie. Con artisti di altissima qualità, aggiungo io, perché abbiamo visto nella prima parte, perché poi si dislocavano Padova e provincia, dunque davvero in tutto il territorio, con artisti che abbiamo visto già nella puntata precedente, davvero straordinari. Certo, questo è il bello di Rete Eventi, che non sono spettacoli improvvisati, ma sono spettacoli composti da veri e propri professionisti, a cui va tutto il nostro applauso, perché grazie a loro poi riusciamo veramente a trasmettere ai cittadini quella che è la cultura della Regione Veneto, e del Veneto come regione, nel senso come cultura, perché è questo il leitmotiv della regione che ha voluto dare, si chiama Rete Eventi Cultura Veneto. Quest'anno proprio il focus è su questo. Quindi ringraziamo. Sì, senta Torino, siamo ancora arrivati alla fine, come diceva il Rete Eventi termina verso ottobre, mi sembra di aver capito. Esatto. Possiamo già trarre un bilancio, visto che siamo a settembre, a metà settembre, anzi a settembre avanzato, possiamo già trarre un bilancio di questa annata? Noi venivamo chiaramente già mettendosi così vuol dire che è orgoglioso. Sì, il movimento non è casuale. Del corpo, sì, sono orgoglioso perché dopo la 10ª edizione che è avvenuta l'anno scorso, in un periodo in cui la pandemia era ancora forte e quindi le persone avevano la paura di ritrovarsi, quest'anno abbiamo visto che in ogni spettacolo, sia all'aperto sia più al chiuso, comunque le persone avevano voglia di socializzare, e questo ha portato a un successo dell'intera manifestazione ovunque si è sviluppata. È una bella cosa. Tutto giusto, direttrice, la vedo sempre col sorriso, l'ho sempre vista nei suoi lavori, nei suoi impegni, che non sono pochi, perché è una direttrice artistica straordinaria, la Gabriella, conosciutissima non solo nel nostro territorio ma in tutta Italia, ha lavorato in Sardegna, dunque conosciutissima, chi più ne ha più ne metta, si può dire, sempre col sorriso, sempre una volontaria anche di questo lavoro, perché non è facile, ma bisogna dirlo, e non è bello che è stata sempre disponibile per insegnare la danza, soprattutto ai ragazzi giovani. Come va? Inizio da qui. Certo Giorgio, intanto grazie dell'invito, grazie, è sempre un piacere parlare di quella che è stata la mia passione e che poi insomma è diventata un'attività. Non so se io di solito in questa puntata do del lei a tutti per professionalità, con te non so se ci riesco, però ricordo un lavoro che ho fatto con te credo 20 anni fa più o meno
l'abbiamo fatto, che poi ci sono rimasto male perché non ho salutato gli artisti di quel balletto che l'abbiamo fatto all'Altinate, San Gaetano. A San Gaetano? A San Gaetano, non mi veniva San Gaetano, grazie Turin, dove hanno fatto un balletto su una canzone del grande Battiato. E tu mi avevi portato due artisti che hanno qualcosa di straordinario, non ti avevo mai ringraziato. E ricordo ancora quel lavoro lì, immagino, quindi... Grazie Giorgio, ma la qualità è fondamentale, io ho puntato su questo, sai che io sono una creativa perché vivo di danza... Creativa e entusiasta direi. Sì, vivo di danza a 360 gradi, una scelta molto coraggiosa, lo dico sempre, perché poi anche reduce da quest'ultimo periodo dove c'è stato, sai bene anche tu, un accanimento nei confronti dello spettacolo dal vivo degli artisti, devo dire ingiustificato. Mi auguro non voluto, insomma. No, però la danza non la si può vedere in uno schermo, la danza va comunque vissuta e dà le emozioni solo quando la vedi dal vivo, come la musica, come tutto va sul palcoscenico e comunque anche in location, in contesti decisamente adeguati. Quindi io ringrazio Corrette 20 naturalmente che ci dà per l'attenzione, è sempre un onore e un piacere ricevere l'attenzione della provincia di Padova, anche della provincia, perché noi abbiamo, i nostri eventi sono riconosciuti dal Ministero della Cultura, dalla Regione. La regia subito ha messo, guarda, la locandina, adesso va in onda anche la locandina, ringrazio Marco e regia, prego, scusa Gabriele. Ecco, sì, questo è appunto il nostro corso di formazione. Poi andiamo a parlare proprio sugli eventi che organizzate, era per fare uno conoscere dei nostri Questo ospiti. PESA è un corso di formazione di perfezionamento riconosciuto dal Ministero. Il Ministero ci permette di selezionare dei danzatori a cui noi diamo una borsa di studio gratuita, perché ricordiamoci che Carla Fracci ha potuto studiare danza alla Scala di Milano perché allora la Scala era, la frequenza non era a pagamento e quindi lei, figlia di un trambiere, ha potuto frequentare questa prestigiosa accademia. Io sono del parere che io provengo da una famiglia molto semplice e sono del parere che il talento vada comunque incoraggiato, premiato, sostenuto, al di là del fatto che possa economicamente permettersi. Poi penso, Gabriele, che al di là di tutto, non so, dimmi se dico un'inesattezza, che al giorno d'oggi vedo molte famiglie che fanno praticare la danza a molti bambini, una volta molto veramente non c'era questa cultura, questa mentalità, adesso magari tu mi dirai che è troppo poco, però comunque è già un passo avanti. Sì, la danza è uno sport e un'arte, io dico sempre il connubio di due, uno sport perché comunque è un'attività fisica impegnativa, rigorosa, dove si richiede disciplina, giustamente, e però è arte perché è creatività e quindi è un bel lavoro a corpo libero e anche dai bimbi o dei corsi di bimbi di 3-4 anni dove iniziamo con il gioco danza, quindi proprio i primi movimenti con la musica, con degli attrezzi, poi sfoga la fantasia, devono assolutamente liberare la mente, aprire la mente e sfogarsi. Luca da Sas, lei è direttore artistico Novart, vuole spiegare un attimino cos'è? Sì, Novart Baroque Ensemble è un'associazione di promozione sociale iscritta all'albo regionale, quindi ha un riconoscimento anche prestigioso da parte della Regione Veneto e si occupa da circa 20 anni della diffusione della musica, in particolare della musica... Lei è un professore di violoncello, se non sbaglio. Io sono un violinista e insegno violino presso il liceo Giorgione di Castelfranco Veneto. Ma mi spiega una curiosità personale, non si arrabbia se le faccio questa domanda. Io, allora, non essendomi laureato, a un certo punto della mia vita ho detto, ma santo Dio, perché non mi sono laureato? Perché mia mamma mi diceva studia, va a studiare, avevo un fratello che si è laureato, ha fatto 4 lauree, io non avevo voglia di studiare, ho fatto fino ovviamente alla magistrale, poi sono andato fuori, va bene, e a un certo punto della mia età ho detto, voglio cominciare a studiare musica. E verso i 40 anni ho iniziato a studiare pianoforte con un maestro di pianoforte. E nel vivere in quell'ambiente per un po' mi sono fatto una domanda, vedevo tutti gli insegnanti di musica classica, tutti seri, è una mia, non so, è una cosa che mi è rimasta, adesso mi dirai una banalità, vado nel banale, mi aiuti se esagero nella banalità, vedo quelli che ballano liscio che sorridono tutti, hai capito? Quando ballano lei guardi, sorridono tutti, guardo dall'altra parte, guardo nel classico, tutti seri, non puoi fare una bontà, è una mia veduta.
Io distinguerei c'è qualcosa di tra vero? l'essere severo e l'essere serio e serioso. Allora, io mi ritengo un docente... lei, no, diciamo, parlo in per me generale, perché io conosco sì. la mia realtà e il mio ambiente, sono serioso e severo nel lavoro che faccio, nell'insegnare, però con i ragazzi voglio sempre avere un rapporto di fiducia e molto scherzoso, cioè la musica non può essere blindata e ingessata, la musica è comunque l'espressione di felicità, ecco. È stata una mia veduta che è sbagliata, però gliel'ho raccontata. No, ma ha fatto benissimo, ma purtroppo è il pensare di molti e quindi forse bisogna cercare un po' di cambiare. Però se ho pensare di molti, le chiedo, non potrebbe essere anche la svolta che qualcuno sorridesse di più, magari proprio per far cambiare un po' la mentalità alle persone che vedono la serietà su questo? Sì, che magari è molto possibile. Io posso raccontare la mia esperienza. Ho sempre coinvolto i miei studenti nel lavoro che faccio e mi spiego. Ho lavorato per molti anni nella scuola media indirizzo musicale di Campo San Piero e lì ho avuto la fortuna di avere dei ragazzi formidabili. E in molti di loro hanno proseguito gli studi al conservatorio, si sono diplomati e fanno una carriera di tutto rispetto. Fin da quando erano piccoli io me li portavo a suonare con me, ovvero quando si organizzava un qualche concerto a Campo San Piero o in qualche altro paese, io all'interno del concerto vero e proprio inserivo loro, cioè loro li volevo far partecipare, rendere protagonisti e questa motivazione che davo ha avuto dei risultati formidabili a mio avviso. Mi ascolti, per caso lei non ha portato un violino? No, l'avrei portato volentieri, non sapevo. No, ma nemmeno lo sapevo, cioè se magari l'aveva in macchina così di solito... No, non lo lascio in macchina. No, magari andavamo a prenderlo e facevamo ovviamente con un maestro di violino, avere la fortuna di averlo ospite di studio era qualcosa di straordinario e quindi sarebbe stato molto carino sentirlo anche all'opera un attimino. E invece Gianfranco Fortin per il Teatro Veneto Città d'Este, voi cosa fate di bello? Ma noi insomma facciamo attività teatrale, quella proprio diciamo... Amatoriale o professionale? No, amatoriale, assolutamente amatoriale, però... Cioè dopo lavoro, definiamolo così? Sì, diciamo che insomma ci muove la passione per questo e sono anche orgoglioso di dire che insomma la nostra compagnia di Este è in Veneto la più antica, perché da 100 anni, 1914-107 ormai, che ininterrottamente facciamo Teatro Veneto, Teatro Veneto con tutti gli autori che quest'anno possiamo anche dire che abbiamo fatto dal Ruzzante del Cinquecento, passando per Goldoni e poi per arrivare ai contemporanei. Insomma. E quanti artisti ci sono all'interno della vostra compagnia? Noi siamo una trentina di componenti che fanno parte di questa compagnia, e maschi e femmine ovviamente, sì, giovani e più anziani, e proprio grazie a questo riusciamo anche a avere tutti gli attori al posto giusto per i testi che magari questo richiedono, insomma. Ecco, quindi... mentre per il professore e per la Gabriella, loro hanno una scuola dove il professore insegna, la Gabriella pure, e voi essendo amatoriale ogni quanto vi trovate per studiare, per preparare ovviamente? Noi necessariamente settimanalmente siamo lì in compagnia, nella sede dove facciamo prove, abbiamo un repertorio attuale che va appunto da Ruzzante al contemporaneo che è Duse, diciamo, e abbiamo attualmente in repertorio 7 spettacoli, quindi se lei pensi che una sera possiamo fare, che so, una commedia come i Cassetti del Carnaval dei Goldoni, la sera dopo possiamo fare il Tita di Rocca, non so se rendo l'idea, sì, quindi dobbiamo essere sempre lì ad
dover provare e riprovare, perché insomma la memoria va allenata sempre. È vero, ma senta, E abbiamo un direttore artistico che è molto esigente e che quindi per fare queste commedie ci vuole anche degli abiti, ci vogliono degli abiti, beh, no? certo, abbiamo diversi. Ecco, e come vi mantenete? Come mantenete i costi di questa compagnia? Beh, i costi sono veramente, noi abbiamo anche fortunatamente a Este, abbiamo il teatro dei filodrammatici dove ha una capienza limitata a 160 posti, attualmente molti meno per problemi Covid, ma è la proprietà del comune, però è in gestione a noi e noi facciamo proprio stagione teatrale a Este. Quindi abbiamo un repertorio e chiamiamo le compagnie da fuori, da tutto il Veneto e anche fuori dal Veneto, insomma. Sì. Quindi abbiamo una nostra stagione in cui noi mediamente, adesso ovviamente in queste condizioni assolutamente no, ma mediamente abbiamo dalle 30-40 uscite annuali che andiamo... Un rimborso, insomma, quantomeno. Sì. Cioè per mantenervi? Sì, per forza. No, d'altra parte noi abbiamo, come dire, uno scopo sociale che è quello della promozione del teatro. Ci fosse anche un solo euro va nella promozione di questo. Però sai, Giorgio, anche nel professionismo c'è tanto volontariato. Poi queste realtà sono ammirevoli e quindi saranno un pubblico anche comunque consapevole. Un pubblico, ma assolutamente, ma noi senza volontariato salterebbe l'Italia, tanto per parlarci papale, insomma. Quindi... Ma noi cioè adesso fortunatamente, se torniamo a tutto il ragionamento Rete Eventi, insomma, noi a Este, grazie a questo, grazie quindi alla provincia, non c'è niente da fare, è così, riusciamo a fare, abbiamo fatto un'estate con eventi teatrali, coinvolgendo varie compagnie. Qual è la sua parte? Mi racconti la sua parte, perché sennò mi racconta tutto il bello di questa scuola del teatro di Este. Ma la sua parte cosa fa in queste commedie? Ma nel mio piccolo, diciamo che... Scusi, magari lei è l'attore principale, non vorrei mi dica però cosa fa così. Ma no, insomma, su Goldoni diciamo che mi diverto a fare qualche personaggio goldoniano, ovviamente. Ovviamente? Tipo? Beh, non so se lei avrà visto Signor Todoro Brontolon, no? Assolutamente sì. Quindi Desiderio sono io, poi su altre commedie, insomma... È uno degli attori principali, è Modesto, sta facendo Modesto. Hai capito il turista facendo un po' il Modesto? Si vede dal linguaggio del corpo. Lui ha detto quando è arrivato, ma non so, forse sono in gomma, invece lui poi ci sa fare, perché lascia fare a Fortitudo. È un teatrante. È un teatrante. Ecco, rispetto. Ma passa questo, passa. Ma hai mai fatto Merola? Magari, però abbiamo fatto, per esempio, attualmente abbiamo il repertorio, un spettacolo bellissimo di De Filippo, di Peppino, che è quel piccolo campo che è stato fortunatamente dato in concessione negli anni 60 all'ex compagnia di Baseggio, eccetera. Per preparare uno spettacolo di questo genere, De Filippo, ci vuole tempo per prepararlo? Quanto ci impiegate più o meno per preparare uno spettacolo? Beh, se ci sono esigenze particolari, perché vuoi andare come dire, a debuttare sulla stagione o comunque vuoi avere un altro spettacolo nuovo per tutte le piazze che normalmente fai, diciamo che un testo, se sei bravo, in un paio di mesi lo butti fuori, insomma. Però è difficile perché, ripeto, bisogna trovarsi 2 o 3 volte alla settimana, essere lì tutte le sere, impararlo a memoria, ma non solo, ma noi abbiamo, ripeto, penso alla fine anni 70, io ero presente, abbiamo eliminato, come si dice, il suggeritore, non esiste più.
Una volta, se lei andava a teatro, se si ricorda, c'era quella buca, no, lì sotto, dove c'era il suggeritore che... no? Delle volte, forse dicono una... E lì l'abbiamo proprio eliminato. messo da parte. Delle volte no, noi presentiamo, la Gabriella è venuta anche a uno spettacolo che abbiamo organizzato al Geox, che c'erano 2000 persone. Bellissimo. E io presentavo la serata, ovviamente avevo sempre il terrore assieme a chi presentava, non essendo abituato al grande palco di quel genere, magari televisivo sì, però di fronte alle persone è un'altra cosa. Ovviamente presentavo e dovevo presentare tutto quasi a memoria o con un foglio in mano. Poi guardo Sanremo, vedo gli altri spettacoli, hanno il gobbo, hanno il televisore, santo Dio, come fanno a sbagliare? Mi domando, che hanno tutto, hanno il monitor lì, sopra, il monitor di qua, il monitor di là, cioè, se tu sbagli a livello di una televisione locale o di presentare uno spettacolo senza avere il gobbo, senza avere il televisore, prendi dell'incapace. Sì. Quelli presentano con 1000 aggeggi tecnologici modernissimi, eppure sbagliano, è incredibile. Però non è sempre vero, secondo me. Come perché se portiamo in musica quello che lei dice... Parlo presentatore... Sì, ma anche in musica è la stessa cosa. Cioè, se io devo eseguire un brano a memoria e so che ho lo spartito a pochi centimetri, la mia mente non è libera e tenderà sempre a cercare lo spartito. Mentre se affronto la cosa con naturalezza e in scioltezza, probabilmente il risultato è migliore. Sì, perché è preparato, però se va davanti a un video, mi scusi, e deve presentare 100 artisti, o facciamo Sanremo tanto per enfatizzare, 50 artisti tra ospiti e cantanti, con il maestro musicale e tant'altro, visto che parliamo di spettacolo, ovviamente lo leggi, arriva il cantante tal dei tali, il maestro orchestra tal dei tali, e tutto lo spartito, tutto quello che viene, lo leggi nel monitor. Invece magari a livello amatoriale, come diceva prima Fortin, tolgono il suggeritore, noi a livello televisivo presentiamo senza il gobbo, perché ci vorrebbero soldi, ci vorrebbero tante strutture diverse, e delle volte siamo penalizzati noi che lo facciamo quasi a un livello professionale buono, però con meno disponibilità economiche, diciamo, della... con che risultato eccezionale. Ho aperto una parentesi che non è venuta più fuori, è meglio che mi fermi. Facciamo improvvisazione, teatro dell'improvvisazione. In teatro si dice quando non hai più la battuta, reciti a soggetto, no? Esatto. Così. Sì, è vero, succede anche questo, delle volte bisogna... Quindi bisogna... Anche noi improvvisiamo. Anche noi politici improvvisiamo a volte. Uno non sa cosa rispondere. Credo. Oppure si ripetono. C'è una parte dell'esecuzione. Oppure si ripetono i politici. Enrico Turin, lei è il consigliere provinciale della cultura, che avete dedicato in questi ultimi anni anche a uno spazio importante che una volta non veniva dedicato, e che questa è una bella cosa, perché la cultura vuol dire migliorare la vita di ognuno di noi, vuol dire insegnare tanto a tanti, vuol dire, in termini calcistici, mi uso questo termine visto che sono appassionato di sport, tanta roba, uso un termine banale. Sì, guardi, allora abbiamo un paradosso, perché con la riforma del Rio, adesso non parlerò di politica, però con la riforma del Rio alle province è stata tolta comunque sostanzialmente la delega alla cultura e anche al turismo, è stata assegnata alle regioni, e poi per quanto riguarda la cultura la regione ce l'ha riassegnata. Però è stato, io adesso sono consigliere da 2 anni anche con il presidente Bui, che poi so che avrete come ospite, e abbiamo deciso che la cultura in realtà debba essere uno dei punti focali di quella che è l'operazione provincia, intesa come quell'istituzione che raccoglie le esigenze del territorio e quindi dei cittadini di tutti i 102 comuni che lo compongono, e credo che proprio l'operazione cultura, per così dire, sia una delle massime espressioni della politica che abbiamo voluto dare a questa provincia, che è quella di favorire innanzitutto quel mondo del volontariato che lei, come sa bene, riconosce anche nello sport e nel calcio, e senza cui, anche negli altri sport, senza di cui non si potrebbe fare metà delle cose che vengono fatte in Italia, se non di più. E anche riconoscere ai nostri cittadini il diritto, come cittadini, di usufruire appunto di quegli strumenti culturali che le istituzioni possono mettere a loro disposizione per elevare in qualche modo proprio la cultura generale e quindi dei cittadini. Certo. Gabriele, così per scherzo, non so se
sono passati 25 minuti più o meno, sono volati, vero? Allora noi andiamo in pubblicità, poi quando ritorniamo andremo a vedere ovviamente i balletti, ovviamente andremo a vedere anche il professore con delle cose davvero molto belle e Grazie, meritevoli. A tra poco.